C'era una volta un giovane greco di nome Prosdocimo. Fin da ragazzo era attratto dal sapere, affascinato dai misteri della vita, dai segreti del cielo e dalle domande dell'anima. Cresciuto tra uomini saggi, cercava risposte che potessero soddisfare il suo cuore inquieto. Un giorno, però, tutto cambiò. Prosdocimo sentì parlare di un uomo straordinario, un apostolo di nome Pietro, che predicava un messaggio nuovo e potente in Antiochia. Pietro parlava di un amore che trascendeva tutto, di un Dio che si era fatto uomo per donare speranza agli uomini. Prosdocimo sentì che quelle parole erano ciò che cercava da sempre. Senza esitazione si avvicinò a Pietro e lo seguì in ogni passo, come un figlio segue un padre amato. Pietro, vedendo la dedizione e la fede di Prosdocimo, lo prese sotto la sua protezione, lo guidò e lo preparò a portare quel messaggio di amore al mondo. Un giorno Pietro chiamò Prosdocimo e gli disse: «Tu andrai a Padova. Lì porterai la luce della verità, la forza della fede, il calore di un Dio che ama». Prosdocimo, pur essendo giovane, sentì un fuoco accendersi nel cuore e accettò la missione con tutto se stesso. Partì con coraggio, lasciandosi alle spalle la sua terra natia, pronto a seminare speranza in una terra straniera. Quando arrivò a Padova, la città era immersa nel buio della disperazione e dell'idolatria. Prosdocimo camminava per le strade, osservava le persone e sentiva il peso delle loro sofferenze. Così iniziò a predicare, a parlare di Gesù, della sua bontà, del suo sacrificio. Ogni parola che usciva dalla sua bocca era come una scintilla di luce che squarciava l'oscurità. Le persone iniziarono a fermarsi, ad ascoltarlo e, piano piano, in molti trovarono conforto e speranza. Ma la missione di Prosdocimo non fu priva di ostacoli. Un giorno, un uomo di grande potere chiamato Vitaliano lo chiamò al suo cospetto. Vitaliano era malato e la morte pareva avvicinarsi a grandi passi. Con un ultimo sforzo, Vitaliano si rivolse a Prosdocimo, chiedendo il suo aiuto. Prosdocimo pregò intensamente e, con dolcezza, battezzò Vitaliano. In quel momento accadde un miracolo. Vitaliano guarì. Stupito e colmo di riconoscenza, decise di abbracciare la nuova fede. Anche sua moglie, vedendo il cambiamento in lui, si lasciò toccare da quella nuova speranza. E il miracolo più grande avvenne quando, dopo tanto tempo di attesa, la donna divenne madre di una bimba, a cui diedero il nome di Giustina. Giustina crebbe con un cuore puro e forte sotto la guida di Prosdocimo. La sua vita era come un fiore delicato ma indomabile, e nel suo cuore maturò un amore per Dio così grande da voler offrire tutto se stessa fino alla fine. Il tempo passò e Prosdocimo continuava a portare avanti la sua missione con la stessa passione dei primi giorni. Nonostante le persecuzioni, nonostante i pericoli, la sua fede rimase incrollabile. Quando la città fu colpita dalla feroce persecuzione ordinata da Nerone, Prosdocimo decise di restare al fianco del suo popolo. Avrebbe voluto offrire la sua vita per difendere la fede, ma il cielo aveva altri piani per lui. Dio lo protesse, lo sostenne e gli permise di vivere una lunga vita. Prosdocimo continuò a predicare, a confortare, a guarire, a insegnare, fino a quando, ormai stanco ma sereno, si addormentò dolcemente in Cristo, con il cuore colmo di pace.
Padova non dimenticò mai quel giovane greco che venne a portare la luce dell'amore e della speranza. Anche oggi la sua memoria rimane viva, come il ricordo di una fiamma che, per tutta la vita, illuminò l'oscurità con la forza della fede e la dolcezza di un amore eterno. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.